Massima allerta anche nella Marca per il maltempo, nessuna emergenza in vista, ma attenzione evidente in diversi comuni come per Valdobbiadene, che hanno già attivato i centri di coordinamento comunali. Abbiamo concordato anche su questa opportunità perché chiaramente poi in alcuni comuni possono essere situazioni particolari, come dei torrenti che attraversano magari il centro abitato o altre situazioni di fragilità ben conosciute, per cui diciamo la precauzione non è mai troppa. Tutto guardando costantemente le previsioni e le indicazioni dalla Regione. Sappiamo che ci sarà un fine settimana di tempo abbastanza perturbato, che per quanto riguarda però questa provincia comporta sicuramente un innalzamento di quella che è la sua attenzione da parte di tutti quelli che sono la rete degli uffici che sono tenuti poi a gestire eventuali emergenze, ma senza allertamenti particolari. Quindi stiamo seguendo l'evolversi della situazione attraverso la lettura dei bollettini che arrivano dalla Regione, che parlano di un'intensificazione delle piogge, ma dovrebbero rimanere in ogni caso moderate. Controllati costantemente sia alcuni territori montani per possibili smottamenti che i corsi d'acqua, soprattutto in pedemontana, i primi a regime a torrentizio e quindi sensibili a straripamenti. Tutto pronto quindi per eventuali criticità, anche se al momento la situazione è nella normalità. Non abbiamo attivato, qualcuno aveva chiesto chiusura delle scuole perché francamente non ce ne sono i presupposti. Comunque il messaggio alla popolazione è di informarsi, stare sempre in questi 3 giorni informata per capire se ci dovesse essere qualche peggioramento, di stare comunque attenta. Certamente sì, senza peraltro creare particolari allarmi. Diciamo che l'autunno è vocato alla pioggia. Certo gli eventi dell'anno scorso ci hanno un po' tutti spaventati e messi sul chi va là, però ecco, bisogna anche viverli con una certa pacatezza, altrimenti poi non si riesce più a distinguere tra reali emergenze e normali temporali di stagione. Piave sempre comunque sorvegliato speciale? Sicuramente sì, anche se da quello che abbiamo come indicazioni di previsione da parte della Regione in questo momento l'allerta riguarda più diciamo così, i corsi d'acqua minori.